Il giovanotto che sta uscendo dal campo si chiama Jacopo di nome, è un classe 90, attaccante di professione, bomber per vocazione, Murano di cognome. Oggi Jacopo ha deciso che la partita la doveva vincere lui e così Serie D Girone, Savona Ligorna, benvenuti. Al 12° subito Padroni con Murano defilato, tenta e trova il gol! Errore di Pulidori che favorisce l'attaccante savonese, Striscioni subito in vantaggio. È 1-0. 2 minuti dopo, lancio ancora per Murano, ma questa volta la retroguardia genovese dice no. 18°, angolo Savona, palla Pasqualini che crossa e Monticone trova l'incornata vincente. Inizio sprint per i padroni di casa che in 18 minuti sono già sul 2-0. 33°, risposta Ligorna, lancio per Rebecca che si invola, lascia partire lo shoot, traversa! Incredibile occasione per riaprire la partita. 47° del primo tempo, contropiede Savona, parte Murano, è velocissimo, sguardo al portiere, lo mette a sedere e sigla il gol del 3-0. Murano show che dimostra tutto il suo strapotere fisico e tecnico. Ora per il Ligorna è una missione quasi impossibile. Inizia il secondo tempo ma il canovaccio non cambia, lancio al bacio per Murano che scatta, si porta in area e sigla la sua tripletta personale, tutti in piedi per uno strepitoso Jacopo Murano. Ora il Savona è davvero imprendibile, 4-0. 75°, punizione Ligorna, parte Capitan Napello, ma Miraglia dice no. Il Savona mata il Ligorna con il suo bomber più rappresentativo, Jacopo Murano.